Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua. In questo nuovo video mi sono munito di cuffiette, ventilatorino per cercare di ovviare al caldo perché oggi andiamo a fare ovviamente la reaction alla conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola. Io non l'ho vista, ovviamente, perché ero al lavoro, ho visto solo la storia pubblicata dal Cagliari e quindi io direi di andare subito a vederla. Allora, innanzitutto poi aumento qui l'audio del desktop così lo sentite anche voi. Tra l'altro fatemi fare una prova se lo sento io perché sì, ok, sento l'audio, perfetto. Lo metto a 30, va più che bene. YouTube e andiamo subito a vedere questa conferenza stampa. Sinceramente non so bene cosa aspettarmi, però sono molto curioso, che è già qualcosa. Cerchiamo solo Cagliari Calcio. Mi metto pure il ventilatorino al minimo. Fermere, fermere, fermere. Tra l'altro bello sto documentario, mi è piaciuto tanto. Comunque, conferenza stampa di Nicola. Ovviamente senza il presidente da quello che ho visto, ma solo con Bonato. Perché non mi stupisce la cosa? Non lo so. Vediamo un po'. Comincia? Eccola. Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di mister Davide Nicola, introdotto dal direttore sportivo Nereo Bonato, al quale lascio subito la parola. Buongiorno a tutti, siamo qui, parte della stagione nuova, c'è la presentazione anche del nuovo mister, credo che sia un passo importante per iniziare un nuovo percorso. Quando c'è stato da sostituire mister Ranieri, la società ha voluto analizzare diversi profili che rispecchiassero alcuni parametri umani, parametri tecnici e economici e tattici, e quindi Nicola rispecchiava tutti questi parametri e credo che sia il profilo giusto che ci possa. Ecco. E già se cioè, non è comincerà manco da un minuto la conferenza stampa. Ho sentito bene? Tattici e qui diversi profili stranieri. La società ha voluto analizzare diversi profili che rispecchiassero alcuni parametri. La società ha voluto sondare diversi profili che rispettassero i parametri Umani, umani e ci posso anche stare con Nicola. parametri tecnici e economici. Tecnici, mi contestualizzerà poi cosa significa questo tecnici. Economici sicuramente l'ha rispettati, ma Tattici. tattici. Quali sarebbero stati i parametri tattici? Per curiosità, chiedo, per curiosità. Ma andiamo avanti. E quindi Nicola rispecchiava tutti questi parametri e credo che sia il profilo giusto che ci possa condurre in questo nuovo ciclo, perché sicuramente ha dimostrato sul campo le sue qualità. Credo che sia per tutti una grande opportunità, una grande sfida che dobbiamo cogliere e affrontare tutti insieme. E sotto questo punto di vista credo che sia importante che effettivamente ci sia la unità di intenti, perché abbiamo visto in questi 2 anni quanto la gente, l'ambiente ci ha sostenuto e ci ha condotto a raggiungere risultati che sembravano in determinati momenti insperati. Quindi auguro che anche nel proseguo ci sia questa vicinanza, perché veramente è un punto
che tanti altri club magari non possono avere. Noi ce l'abbiamo e dobbiamo essere bravi a coltivarlo e a portarlo avanti. Detto questo, lascio la parola a mister Nicola per la presentazione. Sì, prima di... C'è una società di Serie A, non c'è manco due microfoni. Se ne passano uno. Triste come cosa, eh. È una cosa di contorno, per carità, ma fondamentalmente è molto triste come cosa che non ci siano due microfoni per una conferenza stampa che ne prevede due. Come è triste anche dietro non avere lo schermo ma il cartonato con la divisione qua in mezzo. Un po' brutto. Però vabbè, quelle so veramente sottigliezze. Insomma, di ascoltare le vostre domande, io desidero veramente ringraziare per l'accoglienza di ieri, assolutamente da parte mia inaspettata, fantastica. Mi ha dato subito la dimensione di quanto ci sia un senso di appartenenza spiccato, di comunità, di famiglia. Persone che vengono accolte così come me ieri creano quei presupposti da parte mia sicuramente al pensare solo a lavorare instagabilmente per trovare la giusta sinergia. La cosa che a me preme come obiettivo ovviamente è diventare un tutt'uno. Entro nella vostra storia in punta di piedi, come è giusto che sia. Voglio fortemente contribuire con un verso personale alla vostra storia, perché questo è quello che mi ha mosso nel venire qui. Fabiano Gaggini dell'Unione Sarda, benvenuto intanto. Ieri ha detto ho voluto fortemente il Cagliari. Ci racconta come nasce l'idea a Cagliari e come si sviluppa? Sì, ho detto così perché io di fatto non ho lasciato l'Empoli, ho accettato il Cagliari e quindi è una sottigliezza importante. Tra l'altro l'esperienza di Empoli è stata per me sicuramente arricchente e formativa. Tra i migliori allenatori sono passati, transitati da quel contesto lì, come anche qui. Il punto è che il desiderio di allenare il Cagliari è un desiderio latente e quindi l'ho sempre avuto da tempo, fin da quando ho iniziato ad allenare. Uno si fa l'idea di chi potrebbe magari doversi un giorno trovare a rappresentare. Questa è sempre stata una piazza che mi ha fortemente coinvolto da fuori e adesso ho la fortuna di poterla vivere da dentro ed è solo quello che voglio. Allora, io non so quanti di voi l'abbiano vista. C'è stata un'intervista rilasciata da Nicola poco prima che, se non mi sbaglio, finisse il campionato, credo sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber, dove descriveva la sua non la sua esperienza, ma la sua ideologia per quanto riguarda l'allenare, che effettivamente rispecchiava appieno quella che è sostanzialmente quello che prova un tifoso del Cagliari: molta appartenenza, molta voglia di rappresentare tutta la tifoseria che c'è dietro alla squadra e tutto quanto. Quindi sotto quel punto di vista sono abbastanza sicuro, specialmente per quanto riguarda l'aspetto extracampo, quindi l'aspetto umano, l'aspetto di agonismo sportivo, di cattiveria agonistica. Sotto quel punto di vista penso che sia la scelta più azzeccata. Però continuo ad avere dei dubbi. È chiaro che non penso li risolverò tutti con questa conferenza stampa, però è interessante anche andare a vedere quelle che sono le sue risposte. Dire che non ha lasciato l'Empoli ma lo ha preso il Cagliari, non lo so, mi sa di mezza paraculata, però può essere che parto io prevenuto, stiamo a vedere. Giuseppe Misani, Corriere dello Sport, benvenuto in Sardegna. È stata un po' ieri l'ultimo così costola di una trattativa molto lunga, anche in ritardo dell'aereo, sembrava insomma non voler arrivare mai a questo momento. Intanto quali sono state le sensazioni di questo mese di attesa, se ha mai avuto paura che tutto potesse sfumare, e poi la curiosità è se ha avuto magari modo di sentire Ranieri, dal quale insomma riceve un testimone molto, molto importante. Grazie. Allora, parto col dirti che sicuramente
Questa trattativa è stata ovviamente un po' lunga perché le persone coinvolte, le società coinvolte sono due società molto serie e le persone sono state rispettose dei ruoli di ognuno, e credo che questo sia uno dei valori fondamentali, avere il rispetto delle persone, della cultura delle persone, dei modi di fare delle persone. Credo che ponga ogni relazione con il giusto piede di partenza, e quindi ovviamente c'è stato un confronto, ci sono state proprio serenamente delle manifestazioni di interesse, e questo ha portato a far sì che poi, mettendoci d'accordo, ognuno prendesse la propria strada. Ma ripeto, quello che è successo nei modi e nei tempi più corretti e giusti, e questo fa onore a tutte le parti in causa. Mister Ranieri è una persona, prima di tutto, è un allenatore che ha una carriera che non c'è neanche da me, non c'è da fare confronti, non avrebbe proprio nessun senso, perché ovviamente ha una storia e una personalità unica, ineguagliabile, come è giusto che sia, come l'abbiamo tutti noi. Chiaramente noi ci siamo sentiti anche prima nella settimana precedente al fatto che poi noi ce la facessimo con l'Empoli, e voi ovviamente vi salvaste una settimana prima di noi, e quello che mi scrisse fu per me non solo piacevole, ma lo conservo tuttora. L'eredità. Io penso invece che una delle motivazioni per cui mi ha spinto anche a coltivare questo desiderio latente sia proprio il fatto che qui ci sia stato un grande allenatore come lui, perché ovviamente mi è sempre piaciuto nei modi, nei toni, nei tempi di come si poneva, e credo che questo siano valori fondamentali. Mi piace pensare che raccolgo un testimone da un grande testimone, questo sì. Sono qui. Buongiorno Davide, ben trovato. Ovviamente, oddio, ok. Quando sto zitto è perché non ho nulla da dire, in questo caso c'è veramente poco da dire. Mario Frongia, Repubblica Editoriale Report. Le porto il saluto anche dell'USI, dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, della quale sono consigliere. Torniamo ancora un passo indietro. Il Empoli perde col Cagliari, da voi al Castellani 1-0 segna Jankto. Di quel Cagliari lei però, i tifosi un po' si chiedono, sapendo che il mercato è più del 30, quindi potrebbero arrivare, lo dico al direttore, anche Yamal e Cross, se magari decidono di venire da queste parti. Sapendo questo, i tifosi però si chiedono cosa succede a quel Cagliari, che lei ai punti magari l'avrebbe vinta, però l'ha persa. Non trova Dossena e Nandez, prestiti importanti sono tornati a casa come Gaetano e Oristanio, non sono stati rinnovati i prestiti, poi tutto può succedere perché c'è il tempo, di Viola e anche di Marco Mancosu, che però lei non ha Non erano in prestito, però vabbè. conosciuto. C'è l'incertezza su quale sia il destino di La Padula e Mina, e forse dimentico qualcuno. Ecco, se lei dovesse dire ora, così la sentiamo tutti, su quali settori questo Cagliari deve intervenire e cosa le serve per il mercato, compresa la riservatezza delle eventuali trattative, cosa ci dice? Grazie. Allora, ovviamente queste sono domande a cui io rispondo volentieri, ma la priorità fondamentale per me è oggi, all'inizio degli allenamenti, e quindi io ho chiesto alla società di farmi conoscere i giocatori. Considerate che di questi giocatori, ed è la cosa che più mi stimola, a parte Scuffet che ho avuto a Udine, non ne ho allenati uno, e quindi io non vedo l'ora di conoscerli, non vedo l'ora di carpirne quelli che sono le loro qualità, di capire insieme alla società quelli che siano funzionali anche a un progetto di idea tecnico-tattica, ma ho proprio desiderio di conoscerli. Qui, fino a quando non ho iniziato ad allenarli non riesco a dirvi qualcosa di più preciso. Siccome a me non piace fare dei proclami inutili, ma mi interessa lavorare, voglio prima conoscerli, poi sapendo che ovviamente alcuni ruoli sono rimasti scoperti, la partenza di Dossena e sicuramente Nandex, la società questo lo sa benissimo, e quindi sapeva già che c'era da intervenire in quelle lacune che poi potevano creare magari eventuali nuove cessioni. Da qui adesso avremo modo e tempo per fare tutte le valutazioni e avere tutte le idee chiare che ci servono, perché è quello che conta.
Intervengo anch'io, siccome è un tema che bene o male tocca anche la società, nonché la direzione sportiva. Io credo che quando siamo visti col mister ci siamo confrontati su quelle che erano la rosa attuale, quella passata, abbiamo avuto un'unità di intenti immediata, non c'è stato neanche bisogno di stare lì a fare tante discussioni, quindi sappiamo quello che dobbiamo fare, qualcosa abbiamo già seminato e mi sembrava comunque non corretto uscire con qualche ufficializzazione di qualche giocatore prima che uscisse l'ufficializzazione del mister, e quindi credo che sia giusto rispettare i tempi. Stiamo lavorando, abbiamo le idee ben chiare, come ha detto il mister preferisce su tanti giocatori avere una visione diretta e immediata sul campo per poi prendere decisioni migliori. Io credo, come ho detto 20 giorni fa, che abbiamo una buona base su cui ci dobbiamo migliorare e dobbiamo inserire dei giocatori. Dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile. Ecco, questo è su tanti anni del mister, e quindi credo che sia giusto rispettare i giocatori immediati. Tema che bene o male tocca anche la società, nonché la direzione sportiva. Io credo che quando siamo visti col mister ci siamo confrontati su quelle che erano la rosa attuale, quella passata, abbiamo avuto un'unità di intenti immediata. Incredibile. Se mi avessero dato €1 per tutte le volte che ho sentito sta frase, sarei ricco. Non c'è stato neanche bisogno di stare lì a fare tante discussioni. Non c'è stato bisogno, ragazzi. Sappiamo quello che dobbiamo fare. Oh, io qui ve voglio. Sappiamo quello che dobbiamo fare. Ci rivediamo il 30 di agosto per questa cosa, o il 1° settembre, e a fine campionato, per vedere quanto di quello che ha detto Bonato sarà effettivo, perché io sono molto molto curioso. Oh, si sono cagliate le cuffiette. Ok. Sono veramente molto molto curioso. Ma sta registrando l'audio dal microfono giusto? Sì, sta registrando l'audio dal microfono giusto, perfetto. Dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno. Buongiorno Davide, Sergio De Moro, Tuttosport, benvenuto anche da parte mia. Ecco, volevo chiederti anzitutto che idea ti eri fatto del Cagliari vedendolo da fuori anche nella passata stagione, a parte Ranieri che ho visto che stimi tantissimo come allenatore. Volevo chiederti se la società, ecco, cosa ti ha chiesto la società per quest'anno, un campionato tranquillo immagino. Ma credo che il Cagliari abbia dimostrato di avere una forte coesione all'interno del gruppo, e questo è un valore assolutamente da preservare, da continuare, da integrare. Ovviamente poi il mister Ranieri avrà fatto le sue valutazioni rispetto alle strategie che erano più idonee alle caratteristiche dei giocatori a disposizione, tant'è vero che poi il modo di giocare del Cagliari era un modo di giocare molto diretto, dove cercavano ovviamente di conquistarti costantemente la profondità, cercare di non perdere mai compattezza tra i reparti, avere ovviamente un equilibrio che interpretasse bene entrambe le fasi. Noi ovviamente per caratteristiche, per idea, abbiamo le nostre, e quindi d'accordo con la società, appena finito questa valutazione dei giocatori che abbiamo a disposizione, faremo tutto ciò che serve per rendere funzionale l'arrivo dei giocatori già previsti. Aggiungo sicuramente che in questo periodo, dove poteva essere sembrata un pochino lunga la trattativa, di fatto io e il direttore siamo sempre stati in contatto e allineati, e quindi nelle ipotesi vere che poi troveranno conferma lo vedremo a breve, penso, ma questo è compito ovviamente del direttore della società. Quindi colpi in entrata, in arrivo, in maniera credo imminente. I nomi che girano sono quelli di Piccoli, di Palomino, di Felici. Staremo a vedere chi arriverà, con quale formula, a quanto, perché io sul mercato ho veramente tanti dubbi, veramente tanti, ma staremo a vedere. Buongiorno, Vincenzo Di Monte per la TGR Sardegna.
È uscito il calendario, insomma è stato sorteggiato da pochi giorni e il direttore Bonato in una nota ha commentato una particolarità, insomma, che il Cagliari comincia con 4 partite in casa su 5 e è una cosa un po' bizzarra, è raro che accada. Volevo sapere da parte di lei, mister Nicola, che cosa ne pensa, se può essere eventualmente anche un vantaggio qualora insomma andassero particolarmente bene le prime gare casalinghe. Ma partiamo dal presupposto che giocare in casa davanti alla nostra gente è sempre motivo di orgoglio, di soddisfazione, di forza, perché ovviamente abbiamo la possibilità di averli proprio dietro le orecchie che ci danno e ci spingono e ci danno forza. L'idea deve essere una visione un po' più ampia e quindi l'identità ovviamente per noi deve poter essere quella di avere un rendimento che possa essere qualitativo sia in casa che in trasferta, perché la continuità ovviamente non solo di prestazioni, soprattutto di prestazioni che poi porta a un'eventuale continuità di risultati, non può essere valutata solo quando giochi in casa. Può essere vero che negli ultimi anni ovviamente giocare con frequenza nelle prime partite in casa non accada, ma io non mi soffermo mai troppo sul calendario né sull'avversario di turno, perché credo che poi alla fine, quando una squadra raggiunge la sua identità, deve poter essere convinta di poter competere a prescindere dall'avversario e dal fatto che possa giocare più o meno in casa o no. E su questo alzo le mani. Certo, non ha detto nulla di nuovo, ci mancherebbe, però è la verità, effettivamente è così. Buongiorno, Alberto Maso di Videolina. Intanto benvenuto a Cagliari. Le chiedo che sensazione ha nell'essere in quella piazza che per anni è stata la grande rivale, perché negli ultimi anni Nicola arrivava e qui insomma quella era la squadra da evitare, o comunque quella con cui bisognava combattere per la salvezza. Invece al direttore chiedo, si parlava prima del fatto che qualcosa è già stato seminato e si aspettava la conferma dell'allenatore, l'ufficialità dell'allenatore per ufficializzare gli acquisti. È possibile che già in queste ore, nei prossimi giorni, qualche volto nuovo arrivi? Grazie. Per quanto riguarda me, il desiderio è, credo di averlo ampiamente espresso. In questo momento io sono immerso, sono in full immersion, è partita questa sfida, questa avventura che, ripeto, mi gratifica in un modo incredibile, quindi a me non interessa fare troppe parole, quanto, come vi ho spiegato prima, entrare immediatamente nel vostro tessuto, conoscervi, rapire tutto ciò che di buono possa servire anche per creare quella sinergia di identità che dovremmo essere in grado di dimostrare in campo e che vada nella direzione di ciò in cui si immedesimano i nostri tifosi. Per me questo è un punto fondamentale e infatti è la prima priorità, trovare la nostra identità da poter dimostrare. Sapete, non faccio misteri, insomma, a me piace un gioco molto aggressivo, dinamico, quindi io non vedo l'ora di trovarmi già a lottare per le partite, perché dobbiamo rappresentare un popolo dietro di noi. È questo che mi muove, fondamentalmente a me è questo che mi muove, nient'altro. Su questo aspetto sono molto fiducioso nel vedere un Cagliari a livello di atteggiamento diverso, che non me ne voglia Ranieri, lo apprezzo tantissimo, lo ammiro, grandissima persona, grandissimo allenatore, ma a livello di proposta di gioco, l'ho sempre detto e non mi nascondo di certo adesso, non mi è mai piaciuto, non è un tipo di gioco che mi entusiasma, è un gioco molto difensivista che pensa un po' più al risultato piuttosto che alla prestazione in sé per sé, cercando di mantenere comunque un occhio sul risultato. Anche quest'anno mi piacerebbe vedere un Cagliari più combattivo, un Cagliari più votato all'attacco, ecco, anche perché rispecchierebbe molto di più la mia filosofia ideale, tra virgolette, di calcio. Quindi con Nicola sono sicuro che questa cosa si potrebbe effettivamente già vedere e spero che il campo gli darà ragione. Diremo, come ho detto prima, qualcosa è stato seminato, sicuramente qualcosa credo che a breve sarà ufficializzato.
insieme con il mister ci siamo detti che era necessario integrare nel breve determinati ruoli per poi prendersi una pausa e valutare effettivamente tutto quello che avevamo al nostro interno per poi fare il secondo step dove andare a prendere quegli elementi funzionali per completare la rosa, e così stiamo facendo, ripeto, dal primo giorno che ci siamo visti, perché c'è stata grande unità di intenti, grande visione diremo univoca, e da lì siamo partiti. Sì, buongiorno mister, Francesco Varesu 131. In queste settimane abbiamo provato un po' a conoscerla anche attraverso altre persone. Abbiamo chiesto ad Emerson, suo ex compagno, nonché giocatore, che tipo di persona fosse Davide Nicola oltre che allenatore. Ha detto sembra il Ranieri più giovane, e anche chi l'ha conosciuto in altri corsi o quant'altro ha detto è un mostro, cioè uno che veramente lavora tantissimo sulla tattica e non soltanto. Però lei ha parlato qualche settimana fa, cronaca di spogliatoio, il suo intervento inizia con la critica pensa che io passi il tempo a motivare i giocatori, invece faccio tutt'altro. Ecco, quanto Cagliari rappresenta un po' anche l'occasione di far davvero diffondere un po' il suo pensiero, perché a volte le è stata anche appiccicata l'etichetta di uomo che è bravo solo a salvare, a fare i miracoli, l'uomo dei miracoli, a salvare le squadre in corsa. Invece il Cagliari le ha fatto un contratto ampio, la fa partire dall'inizio. Insomma, quanto anche per la sua carriera è fondamentale questa tappa? Non è un'etichetta, Dio mio, mo con tutto il rispetto per Nicola, ma non è un'etichetta, è un dato di fatto. Nicola, quando ha preso le squadre in corsa, la maggior parte delle volte, se non addirittura tutte le volte, le squadre che lottavano in corsa per salvarsi si sono salvate. Quando è partito dall'inizio ha sempre fatto male. Non è un'etichetta, è la realtà dei fatti. Adesso staremo a vedere se con noi succederà quello che è successo fino adesso, ovvero che Nicola deluderà le aspettative, ci auguriamo ovviamente tutti di no, oppure se riuscirà a sovvertire il tipo di aspettative che si possono avere quando si sa che Nicola è uno che principalmente viene chiamato a campionato in corso piuttosto che dall'inizio. Staremo a vedere. Poi è chiaro che da qui passano anche 1000+1 discorsi del tipo: la società gli starà effettivamente dietro, la società farà i colpi di mercato che Nicola chiede, perché Bonato ci parla di intento, unione di intenti, si sono capiti subito e tutto quanto, ma l'hanno detto con tutti, quindi di cosa stiamo parlando? Non facciamo sempre il buonismo, non è un'etichetta, è un dato di fatto. Nicola ha reso molto di più prendendo le squadre in corsa e salvandole piuttosto che partendo dall'inizio. Speriamo che questa sia l'esperienza che possa far cambiare la visione che ha il mondo calcistico italiano di Nicola, ma non spacciamole per etichetta o per una cosa buonista, perché è la pura realtà dei fatti. Grazie. Ho capito perfettamente la sua domanda, spero che non risulti troppo blasfema per qualcuno, perché poi i miracoli io non ne ho mai fatti, credo ciecamente in quello che faccio, questo sì, a costo anche di pagare dazio, ma io cerco sempre di essere me stesso e di fare quello in cui credo. Le etichette sono espressioni meramente giornalistiche, nel senso che è compito della stampa andare a valutare determinate cose. A me interessa invece raggiungere degli obiettivi, mi interessa rappresentare persone, mi interessa dimostrare un'idea in campo, e questo è successo sia diciamo partendo dall'inizio sia subentrando. Il lavoro è flessibile, alla fine io rimango orgoglioso di ciò che riesco a fare quando qualcuno mi chiede di fare qualcosa. Se riesco a dimostrarlo è quello che effettivamente mi rende davvero felice. Il resto penso che siano esclusivamente solo un discorso di dedizione, perseveranza e lavoro, ma io aggiungo anche entusiasmo. Secondo me è il vero motore di tutto, quello sì che è un dono di Dio. Una persona che rimane entusiasta a prescindere dalle difficoltà che gli presenta una stagione sportiva o la vita in generale, secondo me ha qualcosa in più da questo punto di vista, e quindi io penso solo a fare e a farlo con grandissimo entusiasmo.
purtroppo diciamo che questo Nicola lo dice a ragion veduta, visto purtroppo la tragedia umana di cui è stato vittima. Quindi io, per quanto possa avere le mie idee, mi auguro ovviamente di essere smentito e vedere un Cagliari che rispecchi appieno quella che è la mia idea di Cagliari, quindi una squadra che a prescindere dal risultato, io non cerco competizioni europee, non voglio vincere scudetti, non voglio andare necessariamente in Europa, voglio semplicemente che il giorno della partita la mia squadra scenda in campo e rispecchi appieno i valori per cui io mi sono innamorato del Cagliari, quindi una squadra che non molla mai, una squadra che se gioca contro una squadra più forte gioca veramente col coltello tra i denti fino alla morte. Lo dovrebbe fare ogni partita, ma è chiaro che quando hai una squadra più forte sei ancora più motivato a farlo. Voglio una squadra che non deve per forza giocare bene a ogni partita, ma devo vedere il cuore buttato oltre l'ostacolo, devo vedere una squadra che non si arrende mai, ecco. E per quanto se ne dica, secondo me Nicola è un ottimo motivatore e sotto questo punto di vista può fare bene. Buongiorno, Andrea Frigo, agenzia ANSA. Una domanda per il mister. A fine campionato, ottenuta la salvezza, il presidente Giulini disse: dobbiamo ripartire dai giovani, o comunque dobbiamo puntare sui giovani, facendo anche i nomi dei tanti giovani che il Cagliari ha nella rosa. La domanda che le faccio è: lei che rapporto ha con i giovani e se magari darà durante questo periodo estivo uno sguardo anche alla primavera? Le piace lanciarli subito dal primo momento titolare? Faccio un esempio: Obert convocato agli europei, però quest'anno ha trovato poco spazio, oppure ci sono altri giovani promettenti come Kingston, per non dire di Luvumbo, che comunque è già un titolare. Grazie. Ma che rapporto ho con le persone, che siano esse giovani o meno giovani, ha poca importanza, nel senso che secondo me ci sono le qualità, e le qualità sono a prescindere dall'età. È chiaro che un giocatore che ha già uno status alle spalle ha un'esperienza diversa e quindi in determinati momenti può essere affidabile per quel tipo di situazione, ma i giovani hanno secondo me qualità altrettante e sono affidabili altrettante, bisogna solo avere più pazienza. Quindi io ho un grandissimo rapporto con le persone e con i giocatori che hanno qualità, ma soprattutto fame. Questa per me è una cosa fondamentale. Se una persona ha fame e si chiede dove mi trovo, dove voglio arrivare, chi sono, chi voglio essere, come va, già molto d'accordo. Curioso anche di vedere effettivamente la gestione dei giovani da parte di Nicola. Non è una risposta questa che ci fa carpire più o meno quale sarà il Nicola pensiero per quanto riguarda la gestione dei giovani durante il prossimo anno sportivo, però non so perché ho la sensazione che effettivamente verranno usati. Ci sarà, non dico un'ottima gestione dei giovani, però secondo me addirittura ci potrebbe essere un debutto. Staremo a vedere. Sì, Enrico Gaviano, Nuova Sardegna. Buongiorno mister. Volevo così parlare di obiettivi. La società, come ha detto il direttore Bonato in una recente conferenza stampa, parla di un Cagliari che vuole stabilizzarsi finalmente nella sua posizione in Serie A, che sarebbe un salto di qualità rispetto alle ultime stagioni un po' sofferte, tra lotta per la salvezza, andate bene quasi sempre, qualche volta andate male. La scelta di Nicola nasce anche da questo, quindi fare un salto di qualità alla società, ma con la speranza, anche per una cosa che ha detto anche il presidente Giulini, la speranza che anche Nicola faccia un salto rispetto a quelli che sono stati
gli obiettivi raggiunti sinora. Cosa ne pensa? Penso che sono d'accordo sul fatto che consolidare e quindi rimanere stabilmente in una certa categoria sia già di per sé un miglioramento, quando questo non è avvenuto in precedenza. Penso altrettanto che non sia facile, o che sia meglio, sia più facile a parole dichiarare obiettivi che poi magari non sia poi la forza di rendere pratici. E di questo il presidente ne è abbastanza capace, ecco. Penso che l'ambizione sia insita in ognuno di noi in questa sala e fuori da questa sala se si parla del Cagliari, ma l'ambizione va contestualizzata. Io posso tenere gli occhi puntati alle stelle ma avere i piedi ben saldi per terra, perché so che per arrivare dove voglio arrivare o manifestare un sogno o raggiungere un sogno mi costa fatica, mi costa lavoro, mi costa programmazione. E quindi credo altrettanto, e non per ultimo, che la capacità di avere un pensiero unico e una linea unica da seguire, dove anziché una persona ce ne siano centinaia di migliaia che pensano la stessa cosa, credo allora che sia un pochino più facile farcela tutti insieme, perché produciamo e portiamo avanti una forza non comune. E questo è il secondo obiettivo, far sì che la squadra riesca ad esprimere un certo tipo di gioco in cui la gente possa anche immedesimarsi, avere la capacità di pensare diamo una mano fino in fondo, fino all'ultimo, perché c'è da lottare, lo sappiamo, ma farlo insieme è diverso. Ecco, questa è una risposta che mi è piaciuta, che mi è piaciuta tanto. Questa è stata una bella risposta. Mi sento di aggiungere che ovviamente in tutto questo, come sempre, ci deve essere un trade union da parte di squadra, allenatore e società, perché se in questo caso manca anche solo uno di questi tre tasselli, tutto crolla inevitabilmente. Voglio aggiungere qualcosa anch'io, perché così almeno credo che noi stiamo facendo un percorso che è iniziato 2 anni fa, 18 mesi fa. È un percorso di crescita che ci ha portato prima a risalire dalla Serie B alla Serie A, a fare una salvezza che è stata difficile ma l'abbiamo raggiunta. Adesso si cerca di consolidare la categoria in un percorso di crescita dove anche il gruppo, gran parte del gruppo rimarrà. È ovvio che ci saranno dei correttivi, degli inserimenti, ci sono state alcune uscite che sono state motivate da alcune offerte che erano irrinunciabili, da qualche cessione che, come avevo detto, si rende necessaria quando ci sono determinati parametri economici che rispecchiano quelli che sono le volontà della società, perché questo permette poi alla società stessa di crescere. Però ripeto, non è che siamo all'anno zero, cambiamo il condottiero, però il percorso fatto dalla società continua. E ripeto, è una programmazione che è iniziata 18 mesi fa e che va avanti. Staremo a vedere. Sì, buongiorno, Roberta Secci dell'agenzia AGI. Quindi, parlando di obiettivi, potete sbilanciarvi un po' di più sugli obiettivi di questa stagione? Io credo di essere stato chiaro, ovviamente per una realtà come la nostra, che ha sicuramente una storia e un passato importante, ma che arriva da 18 mesi, come ha spiegato il direttore, sia quello di assolutamente mantenere la categoria senza gioire perché hai mantenuto la categoria. Diventa la salvezza, come secondo me diventa fondamentale. Questo è un discorso che fanno squadre importanti come l'Atalanta, che ha costruito il suo percorso in anni, arrivando dove è arrivata, mantenendo sempre l'umiltà di sapere che giocare in Serie A non è facile per nessuno. E riuscire a mantenere questa categoria negli anni vuol dire avere programmazione, vuol dire avere ambizione, vuol dire avere oculatezza, vuol dire avere tutto ciò che serve per poter dare continuità ad una piazza del genere. Quindi ovviamente dal canto nostro, prima arriviamo alla salvezza meglio è. Questo è quello che mi interessa. Anche qui c'è stata una risposta che mi è piaciuta tantissimo. Mantenere la categoria senza essere contenti di mantenerla.
è una cosa così banale, così stupida, ma così vera. E sono contento che Nicola l'abbia detto, perché non è una cosa così scontata. Tanto siamo buongiorno mister, Matteo Zizzola, 131, 40 benvenuto minuti di video, intanto. ok. La prima domanda, una domanda a lei veloce. Prima ha toccato un punto su come si presenta il Cagliari di fronte a ogni avversario, senza problema a casa, trasferta, qualità. Su questo punto nella passata stagione il Cagliari è partito volando basso, tra virgolette, con un calendario molto complesso in cui non si sono date, diciamo che certe gare quasi si dava l'idea di partire un po' come se si fosse perso, va bene uguale perché sappiamo che i livelli sono quelli. Quale sarà il suo atteggiamento quest'anno rispetto a questo tipo di dinamica che l'anno scorso lei ovviamente non ha vissuto? E poi volevo fare una domanda al direttore Bonato, buongiorno anche a lei. Marin, che torna dal prestito, che è stato un giocatore di Nicola l'anno scorso a Empoli, quali sono le intenzioni? E poi quello che in inglese si chiama Elephant in the Room, Viola. Qual è la situazione di Viola? Quali sono le prospettive da qui in avanti? Grazie. Per quanto riguarda la domanda che mi ha posto, credo che tutto risieda nella capacità e nell'identità che una squadra acquisisce. Perché continuo a ripetere questa parola? Perché per me è fondamentale. Nel momento in cui si acquisisce un modo di stare in campo con determinati principi e una determinata mentalità, sono i presupposti per creare un certo tipo di prestazioni. È ovvio che nel campionato di Serie A ci sono delle squadre ma umilmente vanno riconosciute che abbiano forse più potenzialità e possibilità, ma nel gioco di squadra la possibilità di confrontarsi con un avversario che sulla carta può sembrare più forte non deve mai perdere dal punto di vista di ciò che una squadra vuol fare, anche se meno qualitativa o meno forte. E la differenza tra giocare in casa e fuori casa non deve sottendere al fatto che in casa ho la forza della mia gente che mi aiuta, ce l'ho anche fuori, sono in un contesto diverso, bisogna avere sempre lo stesso spirito. Io mi riferisco a questo. Secondo me è importante avere questo tipo di mentalità. Poi i risultati sono sempre figli di molte situazioni, ma per me è importante prima creare la mentalità e la voglia di creare un certo tipo di prestazione. Sono molto curioso. Per quanto riguarda diremo la posizione di Mari è un giocatore che rientra ed è tuttora nella rosa del Cagliari. Credo che con il mister faremo durante questo periodo le valutazioni del caso, lo conosce molto bene, quindi sicuramente ci sarebbe l'opportunità di avere anche un adattamento immediato, quindi sono valutazioni che si faranno strada facendo. Con Viola stiamo parlando, vedremo se tutti i parametri che ci siamo posti noi a ragazzo collimano perché possa rimanere qua. Buongiorno mister, sono Enrico Pilia dell'Unione Sarda. Perché ha scelto Cagliari e soprattutto se ci sono stati dei club con cui lei era vicinissimo alla firma prima di dire sì al Cagliari? Grazie. No, credo di avere, magari non l'ho detto in maniera chiara, proprio era un desiderio latente, ripeto, è una cosa che ho sempre avuto lì, guardandovi da fuori, mi avete sempre intrigato per molte cose e quindi immagina adesso che sono qui di fronte a te cosa io possa provare. Il potere di immaginare qualcosa, di desiderare qualcosa e poi ottenerlo è straordinario da questo punto di vista, ed è questo effettivamente che mi scorre generalmente nelle vene, desiderare per ottenere, ovviamente a fronte non di parole, che non si fa grande fatica, a fronte di lavoro in campo, di dedizione e di lavoro instancabile. Io credo solo in questo, e ecco perché anche nel primo periodo, così magari completiamo le domande fatte, per me è fondamentale adesso partire con i test con i giocatori, quindi valutarli, conoscerli, tecnico-tattici, che siano fisici, che siano di conoscenza individuale. Questo è un momento mio con loro, è un momento in cui voglio assolutamente conoscerli, voglio carpirne potenzialità, aree di miglioramento, punti di forza, è fondamentale. È qui che si costruisce, si inizia a costruire una relazione, che poi farà la differenza, perché alla fine se c'è un'organizzazione, c'è una relazione e c'è soprattutto fame, è molto più probabile che tu possa raggiungere ciò che desideri.
è interessante sotto questa prospettiva come Nicola veda questo come perlomeno è quello che ho capito io, come punto di arrivo. Non so se rimanere contento o deluso di questa cosa. Certo che è che a livello di piazza credo che sia una delle più importanti, se non... no. Sì, una delle più importanti, non la più importante, perché comunque anche il Torino a livello di piazza, specialmente lui che è torinese, era sicuramente importante. Però mi ha intrigato questa cosa del vederla quasi veramente come un punto di arrivo e non uno di transizione o di partenza. Quindi credo che effettivamente lui volesse, magari non proprio il Cagliari, ma una sfida esattamente come questa, dove lui si fa carico di, in questo caso, una regione intera per cercare di portarla ad un obiettivo che sia superiore a quello che è stato l'obiettivo standard degli ultimi anni, ovvero la salvezza all'ultima giornata. Buongiorno mister Giacomo Dessi, Calciocasteddu, Cagliari Pad. Io torno un po' molto indietro, mi lego anche al discorso sulla primavera che si faceva prima. C'è Fabio Pisacane in primavera, lei lo ha avuto come calciatore proprio all'inizio della sua carriera, quando ancora Pisacane era giovane. Lei era stato al suo fianco quando lui denunciò un tentativo di combin. Quindi le chiedo se questo rapporto con Pisacane sarà un ulteriore collante, ecco, tra prima squadra e primavera, se creerà una sinergia speciale, diciamo così, e che effetto le fa insomma ritrovarlo qua a Cagliari. Mentre al direttore Bonato invece volevo chiedere se sulla Padula ci sono aggiornamenti. Sappiamo che si aspettava la fine della sua Coppa America per decidere un po' anche il suo futuro, se il suo futuro è stato già chiarito, se ancora c'è possibilità che parta. Grazie. Ritrovare Fabio è qualcosa di emozionante anche da questo punto di vista, perché intanto ti fa capire come vanno avanti gli anni, e quindi vederlo adesso allenatore della primavera credo che sia una cosa piacevole. Beh, lui ha valori importantissimi ed è una persona che io stimo profondamente, non faccio mistero di questo, quindi ovviamente adesso che tra l'altro è anche l'allenatore della primavera ci sarà modo e tempo anche per trovarci, confrontarci, ma è uno di quei valori che per me è fondamentale, è quello che ha dimostrato Fabio. Non credo che ce ne siano nel nostro contesto di molti più elevati. È la dimostrazione che la lealtà, insomma, attraverso proprio chi si rappresenta e ciò che rappresenti sia molto molto importante. Curioso di questa potenziale sinergia tra Pisacane e Nicola, sono molto curioso. Gianluca ha finito la Coppa America, adesso si gode ovviamente questo surplus di vacanze perché giustamente non ne ha fatte finora a differenza degli altri compagni, quindi rientrerà molto probabilmente dal 22 quando ci trasferiremo in Val d'Aosta per la prossima parte del ritiro. Ma io credo che la situazione di Gianluca vada monitorata nel quotidiano e quindi rientri un po' in quello che ci siamo detti per quanto riguarda che il mister vuole conoscere un po' tutti i giocatori, e dall'altra parte dipenderà da quello che sono le situazioni e le dinamiche del mercato, perché come abbiamo detto non c'è nessun giocatore intoccabile e inamovibile, perché tutto dipende dalle situazioni di mercato. È ovvio che noi abbiamo le nostre idee, abbiamo le nostre, diremo, linee guida da seguire e vedremo quello che sarà. Sì, aggiungo su questo assolutamente in accordo e feeling col direttore da questo punto di vista. È chiaro che molte risposte darvele adesso diventa difficile. Signori, io voglio conoscere il gruppo di lavoro, fine. E poi ovviamente nel momento in cui si fanno delle scelte basta spiegare con schiettezza, chiarezza e lealtà perché si sono fatte delle scelte. Tutto il resto non conta niente. Ma farle prima di conoscere mi sembra di mancare insomma di rispetto e soprattutto di togliere potenzialità a ciò che potrebbe servire poi per il futuro. Onesto. Buongiorno mister, Carlo Manca per il Vulcano.
Mister Ranieri ha promosso un sacco di amichevoli in giro per l'isola. A lei piace questa idea? Sì. Grazie. Chiaramente è un punto di contatto importante che va gestito nei modi e nei tempi in cui ci siano le condizioni per poterle fare, e quindi diamo già un grande appello a tutte le società limitrofe che iniziamo a lavorare sui campi allora. Simone Spada, Cagliari Pad, benvenuto mister. Le faccio una domanda un po' romantica. In questi giorni, sapendo le date dei debutti sia in campionato che in Coppa Italia, si è pensato per un attimo a quei debutti, allo stadio tutto pieno che soffia, come diceva Ranieri, al fianco dell'allenatore e della squadra? Credo di aver detto prima che quando non alleno la metà del tempo la passo a immaginare o come allenare o a immaginarmi le situazioni che posso incontrare, quindi sì, perché poi il cervello non conosce neanche la differenza tra l'immaginare e il fare, quindi è un allenamento continuo, assolutamente. Io sono entrato qua all'Unipol adesso che non c'è la nostra gente, e già vedere quei seggiolini così vicini e sentirmi, e questa mentalità ovviamente ce la dà la nostra gente, sappiamo che ha questa potenzialità, noi dobbiamo integrarla e portarla dovunque, e questo è il prodotto e il frutto del lavoro che faremo in campo. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a voi. Allora, conferenza stampa finita. Ci torniamo a tutto schermo dopo quasi un'ora di video. Allora, la conferenza stampa, meno male, ha confermato. Mi aspettavo all'incirca questo. Non si è sbilanciato più di tanto, però paradossalmente mi è piaciuto il fatto che ci venisse a ribadire alle domande fatte dai giornalisti, e torniamo sempre al discorso della situazione giornalistica nei confronti del Cagliari Calcio, che secondo me è pessima. L'ho detto prima, a ogni risposta diceva l'ho detto prima, l'ho detto prima, l'ho detto prima, l'ho detto prima. Io mi sono stato zitto perché tanto come spara sulla Croce Rossa, però già te fa capire, secondo me lui già ha cominciato a capire. Detto questo, le mie aspettative rimangono invariate, ma non per una qualche cosa nei confronti o contro Nicola, ma per un semplice fatto è che non mi fido di chi ha cercato e ha voluto Davide Nicola. Quindi io rimango assolutamente speranzoso nei confronti del mister. Io mi auguro che possa fare il meglio possibile, perché ne vade in primis la sua carriera e in secondo il nostro amore, la nostra passione. Quindi è ovvio che io spero che possa fare il meglio possibile. Però, visto che queste parole le ho sentite sempre, ho sempre sentito che c'è la sinergia tra l'allenatore e la dirigenza, ho sempre sentito che c'è stato un feeling immediato, unità di intenti assoluta e tutto quanto, io, forse anche in maniera un po' sciocca, mi auguro che questa possa essere la volta buona. Non a livello di obiettivi, io credo che banalmente l'obiettivo primario sarà quello di salvarsi nella maniera più, cioè l'epilogo più bello sarebbe quello di salvarsi tranquillamente. L'epilogo che mi aspetto è quello degli ultimi anni, quindi la salvezza all'ultima giornata, o comunque in quella zona di campionato lì. Poi è chiaro che mi aspetto anche un tipo di calcio diverso, come ha detto il mister stesso. Mi aspetto un calcio più propositivo, mi aspetto un calcio più arrembante, più dinamico, un calcio più votato all'attacco, e penso che a livello di caratteristiche questo è un qualcosa che effettivamente Nicola ha nelle corde e può offrire. E per il resto staremo a vedere. Bonato ha detto che comunque a breve dovranno arrivare i primi colpi di calciomercato, quindi incominciamo a vedere chi arriverà e incominceremo già a farci delle idee, guardando anche chi esce.
la Padula io spero esca, non per qualcosa nei confronti di Gianluca, ma semplicemente perché quello è un reparto che va rivoluzionato, va assolutamente rivoluzionato. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!